Vi do una notizia in anteprima che il giorno 22 novembre alle ore 11 in Sala Pedenin presso Palazzo Balbi, quindi presso la sede della Regione, si firmerà. Ore 12:30, Sala Pedenin, Palazzo Balbi, Regione del Veneto, Venezia. Giovedì 22 novembre, un altro giovedì nella storia del nuovo ospedale di Padova. 11 mesi fa, era giovedì 21 dicembre, quando in Regione il Presidente del Veneto Zaia e il Sindaco di Padova sottoscrivevano l'accordo di programma per la realizzazione del nuovo ospedale. In ballo c'era la cessione delle aree di Padova Est. Il 31 luglio 2018, incassato il sì del Consiglio Comunale di Padova, Zaia riceveva via libera per le aree e poteva pensare al progetto, tutto in capo alla Regione, di un'opera da 600 milioni di euro. Giovedì 22 novembre a Palazzo Balbi si scrive la storia, una storia fortemente voluta anche dalla nostra emittente, che da mesi dà voce alla parola dei cittadini che chiedono con insistenza che una sanità come quella padovana, eccellenza mondiale, goda di una struttura degna. Già il 31 luglio questo è l'impegno del governatore Zaia. Da qui non si torna più indietro, quindi adesso c'è la certezza di avere l'area, bisogna realizzare l'ospedale. Tempi. Flor mi dice che 8 anni e mezzo si dovrebbe avere la struttura realizzata. Correre, fare le carte, correre, perché dopo 22 anni oggi abbiamo la certezza che c'è un'area di quasi 52 ettari dedicata al nuovo policlinico universitario. 22 novembre, ore 12:30. Il passaggio delle aree dal Comune alla Regione arriva al tanto atteso rogito sottoscritto alla presenza del notaio. Una parte della storia è quasi scritta. Adesso la sfida inizia davvero.